La trasmissione è offerta da Pasta di Sardegna, pasta fatta in Sardegna da gente di Sardegna. Facciamo un piccolo volo dall'acqua della fontana del mercato civico di Oristano alle acque del Temo, ovviamente nel comune di Bosa, di cui vediamo subito la cartolina. Noi come panificio sardo, oltre alle gallette, produciamo anche subistoccu, un pane tipico della Planargia. Si chiama proprio bistoccu perché ha due cotture, praticamente viene fatta per primo la focaccia, dopodiché viene tagliata in due e viene rinfornata e poi viene sfornata nuovamente. Gli ingredienti del bistoccu o pane biscottato sono acqua, sale, malto, d'orzo, lievito, farina 00 e semola, almeno il 30% di semola. Una volta che abbiamo ottenuto la focaccina viene sfornata e lasciata raffreddare, dopodiché viene tagliata in due a metà con un coltello a punta. Viene riposta poi sui teli e viene nuovamente rinfornato nel forno. Dopodiché viene sfornato, viene lasciato raffreddare e avremo ottenuto subistoccu, la fetta biscottata. Subistoccu è ottimo nelle zuppe di pesce, nelle bruschette o come noi quando eravamo piccolini lo mangiavamo bagnato con lo zucchero oppure col pomodoro sfregato e il sale, insomma in tantissimi modi può essere utilizzato. Vi ho mostrato come si tagliava tempo fa il subistoccu, mentre adesso noi abbiamo anche per il subistoccu un macchinario brevettato. Praticamente riponiamo la focaccia qua su questo telo, viene trasportato al centro dove c'è una lama trasversale. Praticamente uscirà da questo lato la focaccia in modo tale che poi venga riposta sui teli, infornata e avremo il prodotto finito subistoccu. Una volta che viene sfornato viene lasciato raffreddare e viene riposto nelle nostre scatoline che abbiamo fatto fare apposta per noi e col nostro marchio che ci contraddistingue. Anche il nostro marchio Pane Sardo è stato registrato. All'interno ci riponiamo il sacchetto salva freschezza, in modo tale che se il cliente apre il prodotto e non lo consuma interamente, quello che rimane può riporlo dentro la busta, in modo tale che non perda la sua croccantezza. Viene imbustato in questo modo. Una volta che il pacco viene termosaldato, viene fatto passare in questo nastro
dove avviene la termoretrazione. A questo punto avremo il prodotto finito, sarà questo. Questo è l'impasto delle gallette che abbiamo precedentemente preparato. È composto da acqua, sale, malto d'orzo, lievito di birra e farina 00. Viene fatto praticamente, l'impasto viene fatto riposare per circa un'ora per la lievitazione, mentre va fatto impastare per circa 3/4 d'ora nell'impastatrice. Adesso prendo l'impasto e lo porto nella macchina delle gallette. Questo macchinario è un brevetto costruito appositamente per noi, perché siamo gli unici che producono le gallette. Sono state inventate da noi, esattamente da mio nonno, da mio bisnonno, e sono state brevettate. Questo è un unico esemplare esistente come macchinario. Adesso possiamo iniziare la lavorazione vera e propria. Una volta sistemata la pasta, possiamo partire con l'acceleratore. Qui avviene il taglio della sfoglia. Mentre qui avviene il taglio longitudinale, qua avviene quello trasversale. Arrivati a questo punto si infila il telo e si appoggia sui cinghioli, in modo tale che il pane viene riposto sui teli. Adesso stiamo infornando le gallette, le lasceremo dentro il forno per circa 5 minuti a 280 gradi. Ecco, queste sono le nostre gallette dopo che sono state sfornate. Hanno avuto una cottura di circa 5 minuti a 280 gradi, hanno una durata di circa 6 mesi, sono ottime nelle zuppe, nelle minestre, nel latte per i bambini. I cuochi si sbizzarriscono perché le aprono in due e ci ripongono diversi antipasti, tra cui i frutti di mare, la bottarga, oppure cocktail di gamberi, insomma infiniti piatti. Il nostro prodotto si può trovare nella grossa distribuzione in tutta la Sardegna. Inoltre noi lo pubblicizziamo molto quando facciamo le sagre, le diverse cortes apertas, in cui siamo quasi sempre presenti, dove riscontriamo che il pubblico lo apprezza in modo anche esagerato a volte.